Nel 2023 la Fondazione Pordenone Legge compie 10 anni e si regala un'agenda ricca di eventi, rassegne, premi letterari, attività editoriali, percorsi formativi di scrittura e traduzione. Presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta da Michele Azzin attraverso l'impegno dei curatori Gianmario Villalta, che è direttore artistico, Alberto Garlini e Valentina Gasparet, la Fondazione Pordenone Legge propone un'agenda di oltre 400 eventi, più di uno al giorno, che si iscrive in una progettualità triennale e trova nella poesia il suo fiore all'occhiello. Parte, infatti, la collaborazione con il Premio Strega Poesia, che avrà 2 momenti forti in occasione del Salone del Libro di Torino e di Pordenone Legge 2023, dal 13 al 17 settembre. La location di Palazzo Badini, con le altre sedi del territorio, ospiterà Book Lovers, una sorta di Pordenone Legge Club, rivolto ai lettori che amano condividere e confrontarsi. Martedì poesia, con 8 incontri e altrettanti temi e libri da vicino, con presentazione dei libri delle case editrici locali. Al via anche una nuova collaborazione con la Casa dello Studente di Pordenone per un ciclo di incontri dedicati agli instant book e con l'Associazione Obliquo in primavera nell'ex tipografia Savio. Prosegue la mission portante di Fondazione Pordenone Legge come agenzia culturale per il Festival Monfalcone Geografie in cartellone dal 22 al 26 marzo, con il Salone del Libro di Torino per lo spazio poesia allestito al Lingotto e con il Comune di Lignano per il premio Hemingway. Torna anche Pordenone Legge il territorio dal 25 marzo a Vicenza con la scrittrice Maria Pia Veladiano e proseguono i progetti di internazionalizzazione dopo l'anteprima di Praga dello scorso anno. Guardare oltre i confini italiani, spiega Agrusti, per disegnare quella geopolitica della cultura capace di tradursi in denominatore comune e transnazionale fra genti e nazioni. A maggior ragione nell'attuale sofferto scenario europeo e mondiale, per costruire ponti nel segno della parola e del dialogo. Tante, dunque, davvero le novità in vista per questo 2023. Un festival, annuncio però, deve essere straordinario sotto tutti i punti di vista, perché è un evento festivo e quindi è straordinario e dura pochi giorni. Perché, dico questo perché tante volte si accusa il festival di essere un'esplosione di un momento e che poi passa via. In realtà nessun evento straordinario passa via, perché con il tempo, lavorando, l'evento straordinario gemma da un'altra parte quelli che sono i suoi frutti di relazioni, di amicizie e di progetti. Quest'anno sarà particolarmente ricco perché noi rinnoviamo i rapporti con le scuole secondarie e superiori, le scuole secondarie di primo grado, quindi e poi le superiori di secondo grado. Andiamo ancora avanti con la scuola di scrittura, andiamo avanti con tutti i concorsi di poesia, il concorso per i ragazzi delle scuole medie, insomma tutto quel lavoro che già facevamo l'anno scorso e negli anni scorsi in relazione appunto alle scuole, alle associazioni, al territorio, agli appassionati di letteratura. Quest'anno viene particolarmente arricchito con un club del libro, Book Lovers, con una serie di appuntamenti di poesia che si svolgeranno il martedì, la sede sarà qui il Palazzo Badini, i martedì di poesia abbiamo chiamato una fantasia strepitosa, ma insomma perché si sappia quando sono degli appuntamenti molto pensati, molto costruiti. Poi avremo le case editrici del territorio, quelle che partecipano anche a Pordenone Legge, che di settimana in settimana presenteranno appunto un loro libro, quindi avremo, li chiamiamo appunto libri da vicino semplicemente, sono le case editrici del vicino Veneto e del Friuli, e poi ancora appunto rinnovando quello che è stato un legame anche per molto tempo con la Casa dello Studente adesso stiamo costruendo un accordo appunto per fare anche lì una presentazione mensile di libri, un incontro con l'autore che dovrebbe però prendere in considerazione libri dell'ultimo momento, dell'ultimo mese, degli ultimi 2 mesi su argomenti di cui si parla che sono importanti. Poi riprende Pordenone Legge il territorio, viaggi con incontro con l'autore che si svolgono dove sono città o luoghi dove un autore appunto ha vissuto o di cui ha scritto. Sì, più o meno no, ancora importante, ci sarebbe ancora dettagli, ma è la collaborazione con l'Associazione Obliquo,
Sono dei giovani molto bravi che organizzeranno adesso per la primavera appunto una serie di incontri interessanti che riguardano l'editoria, diciamo, indipendente legata al mondo dell'arte, della fotografia e dell'architettura. Pordenone Legge ha cambiato la sua città. In meno di un quarto di secolo, dal 2000 ad oggi, ha inciso tangibilmente sul territorio e sulla percezione che, a detta di molti, l'Italia aveva e ha oggi di quest'area a cavallo tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, percepita un tempo tutta caserme e zanussi. Pordenone dal 2000 ad oggi testimonia concretamente che con la cultura non semplicemente la comunità mangia, ma soprattutto progredisce, cresce, consolida prospettive di futuro sostenibile. Il caso Pordenone Legge, portato avanti da una fondazione nella quale confluiscono le associazioni di categoria e che nel 2023 festeggia il suo primo decennale, si riverbera su una città trasformata dove oggi abbondano librerie, editori e scrittori, dove ogni anno aumentano i cittadini consumatori di cultura e dove i giovani della generazione Z e generazione Alfa, spesso reduci dall'esperienza come angeli volontari di Pordenone Legge, coltivano nuove visioni e desideri per il proprio futuro. La cultura e produzione, osserva il presidente di Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrussi, che è anche presidente di Confindustria Alto Adriatico. L'abbiamo dimostrato con le valutazioni sulla ricaduta economica del festival. La cultura potenzia l'attrattività dei luoghi e ne diventa volano di sviluppo. Pordenone Legge ha dimostrato di essere una vera e propria impresa culturale, ha un valore persino il suo brand, è diventata anche un'agenzia culturale che investe e produce eventi oramai in tutta Italia e quindi è sicuramente un elemento di sviluppo che ha manifestato tutta la sua forza nel territorio in cui è nato. Secondo lo studio della Bocconi, per ogni euro speso se ne riversano più di 9 sul nostro territorio, ma c'è qualcosa di più. La cultura contribuisce a dare un appealing importante ad un territorio. C'è chi si vuole insediare qua con le proprie attività, non trova un deserto culturale, ma trova una città viva. Pordenone Legge è un elemento trainante di questa vitalità, ma c'è un teatro, c'è Cinema Zero, ci sono tante altre iniziative che fanno sì che l'attrattività del territorio trovi una sua motivazione eccellente proprio in questo mood culturale che c'è in questo territorio, in questa zona, in questa città. L'internazionalizzazione di Pordenone Legge non è un fatto di adesso, né dell'anno scorso, sia pure avendo trovato una location da cui partire che era Praga, che sicuramente indicava questa strategia dell'internazionalizzazione, ma l'internazionalizzazione è venuta nei fatti, negli autori, nei libri che sono stati presentati qui nella nostra rassegna, autori che venivano da tutto il mondo e quindi indicavano questa vocazione internazionale di questa manifestazione. Adesso anche fisicamente ci saranno delle occasioni, ce ne sono state l'anno scorso, ce ne saranno anche quest'anno che sono in via di definizione, però questo sta diventando un elemento strutturale della nostra manifestazione.